Signore e signori, buonasera! Benvenuti a Jesolo Pineta. Lasciatemi calpestare questa passerella perché avrò l'onore di calpestarla soltanto in questo momento iniziale di una serata magica che voi vi accingerete a vedere questa sera. La serata è Suggestioni di moda. Suggestioni di moda qui a Jesolo Pineta. Fatemi sentire il vostro applauso, un applauso iniziale io lo voglio fare al comitato Villaggio Pineta, promotore di questa serata. Io sono molto emozionato perché abituato a presentare eventi nella mia località, arrivo da Ceggia, essere a Jesolo questa sera è una grande emozione. Jesolo è una meta di vacanzieri, quindi io saluto tutti, Madame e Messieurs, Herren und Freundin, non so se è corretto ma più o meno va bene, Ladies and Gentlemen, e poi Madame e Messieurs l'ho già detto. E allora io, per essere ovviamente come voi, probabilmente accompagnati con le vostre belle donne qui in questa meravigliosa piazza di Rivo Alto a Jesolo, vorrei con me una dama di tutta la serata, una madrina di questo evento, una perla che si aggiunge a tante creazioni meravigliose che voi vedrete questa sera durante tante sfilate di moda. Un applauso forte e sul palco per noi, per voi, Elisabetta! Signori e signori, buonasera! Che onore essere con voi anche quest'anno! E grazie Giuliano perché è sempre una presentazione delle parole bellissime nei confronti miei e di questa bellissima piazza e il comitato che ci ha ospitato. Allora io l'ho già fatta ovviamente la passerella perché poi Elisabetta noi dovremo in qualche modo farci da parte, non saremo noi i protagonisti di questa serata. Io vi ricordo Suggestioni di moda, vero Elisabetta? Suggestioni di moda, e vedremo questa sera tantissime ragazze emozionate che sono qua dietro che aspettano. Io volevo fare un ringraziamento oltre al comitato che anche quest'anno ci ha voluto a Luna Cortese che mi ha dato un sogno anche quest'anno di indossare questi bellissimi abiti. Ma vogliamo farlo vedere al gentil pubblico? Certamente. E allora io ti accompagno in questa passerella. Guarda quanti amici che abbiamo, buonasera! Gli amici di Ceggia, di San Donà, di Jesolo. Grazie Sono venuti mille. a supportarci in questo evento meraviglioso. Cioè, abbiamo bisogno dei vostri applausi, perché come diciamo sempre, gli applausi scaldano il cuore. Ma grazie. volteggia un attimo, fai vedere questo bellissimo abito. Che sembra quasi hai lo strascico lungo tutta la passerella. Vero? Perché è dello stesso colore, quindi Mi confondo con la passerella. No, veramente Lucia quando mi veste è fenomenale. allora veramente. cara Elisabetta, noi riprendiamo la nostra postazione. Abbiamo salutato i nostri amici. I would like to say to all the tourists of this night that you will see a Vogue, a fashion night, a wonderful fashion night here in Jesolo, so we can start. Bene, Lasciami fare ogni tanto qualche improvvisazione in inglese perché mi ha detto che ci sono tanti turisti. Se ci sono turisti non italiani, not Italian here on this stage or that are looking to this evening, I want to see you. Vedo qualche mano alzata, faccio sì, finta. Guarda quanti amici che abbiamo anche lì che ci vedono, vi salutiamo tutti e grazie per essere qua in questa incantevole piazza questa sera. Allora, come d'obbligo noi iniziamo a ringraziare ovviamente alcune persone che hanno reso possibile questa serata. È la nostra seconda serata, il secondo anno, ma è il secondo anno anche di questo evento, cara Elisabetta. Certamente, ormai non è estate a Jesolo se non c'è Suggestioni di moda. È vero, e allora io l'ho già ringraziato il comitato Villaggio Pineta, un gruppo di volontari che ha organizzato questa manifestazione in collaborazione con l'amministrazione comunale di Jesolo. Quindi ringraziamo per la presenza. Andiamo in ordine. Allora, non lo vedo ancora ma penso che a breve arriverà il vicegovernatore del Veneto, il signor Forcolin Gianluca. Ringraziamo l'assessore al commercio del comune di Jesolo, il signor Alessandro Perazzolo. Il segretario della Confartigianato, il signor Giorgio Gagliardi. La presidente provinciale della Federazione Servizi alle Persone, la signora Katia Pasqualato. Il delegato comunale, il signor Giorgio Borin, e il componente alla consulta comunale di Jesolo, signor Mauro Baccega. Allora,
Abbiamo fatto i ringraziamenti, ma io so che voi volete subito vedere cosa ha preparato quest'anno il comitato e tutta l'organizzazione. Allora già vedete qualcosa perché ci sono delle testine, quindi avremo sicuramente delle acconciature. Sicuramente su questo palco vedremo sfilare una ricerca sartoriale di alto livello, modelle e ragazze che si esibiranno per voi, alcune per la prima volta, quindi incoraggiatele, mi raccomando. E sono ragazze che nel backstage sono ovviamente già pronte e acconciate, come diceva Elisabetta, da un hair stylist d'eccezione. Bravissima, perché ha acconciato anche a me questa sera, e Veronica Pardo e tutto il suo staff di Arte e Follia. Ma poi avremo modo di vederle all'opera perché Certo. avranno un'esibizione in diretta tutta per noi. E dopo avremo anche diversi brand preziosi e ammirerete anche le creazioni della scuola di moda Antonella. Perché avremo l'onore di averla su questo palcoscenico, su questa passerella di Jesolo Pineta, proprio una scuola di moda, di alta moda. Il Veneto e un po' tutto l'Italia ovviamente è famosa in tutto il mondo per le sue creazioni, abbiamo grandi brand famosi in tutto il mondo, dico Gucci tanto per fare un esempio, ma ce ne sono una marea ovviamente. Beh, le scuole sartoriali sono quel seme piantato all'inizio dei nostri ragazzi per poi lanciare ovviamente nel panorama internazionale grandi talenti, grandi stilisti. Perfetto, però prima di iniziare vi informo che per motivi familiari purtroppo quest'anno non potrà essere con noi il brand Popcorn. Comunque desideriamo ringraziarla. Assolutamente sì. Voleva essere con noi, ci manda i suoi saluti e l'aspettiamo il prossimo anno molto volentieri. E allora noi adesso una carrellata di ringraziamenti agli sponsor della serata, dopodiché saremo pronti per partire. Inizio io ringraziando Pianeta Serramenti, Elettromeccanica Capiotto, Ska System, Hotel King, Somfer, Parco Cigno Bianco, Hotel Bellevue, Hotel Palm Beach, Falegnameria Paludetto, Daily Office, Tecnocasa Agenzie di Jesolo, Trattoria I Pescatori, Beach Shop, Ristorante Trocadero, Hotel Jesolo Palace, Camping Capraro Carrozzeria Scroccaro. e Rizzetto Rottami Ferrosi. E allora Ringrazio qua davanti, vedo che ci sono i nostri sponsor per averci dato la possibilità di questa bellissima serata. Però bando alle ciance e adesso iniziamo e entriamo proprio nel clou della serata. e entriamo alla grande, ovviamente voi già vedete su questo palco, su questa passerella dei fiori bellissimi ma anche delle teste e dei tessuti bianchi. E quando vedo bianco cosa pensiamo? Quando c'è bianco c'è White Dreaming. La scelta dell'abito da sposa è uno dei momenti più belli nella preparazione delle nozze. Fin da bambine sogniamo questo momento in cui indosseremo l'abito da regina per quel giorno meraviglioso e indimenticabile che è il nostro matrimonio. Nel nuovo atelier White Dreaming by Marica Mode potrete scegliere tra tanti modelli di abiti da sposa curati in ogni dettaglio, dal più semplice al più ricco di particolari che accontenterà ogni desiderio. White Dreaming seleziona da sempre le migliori firme, abiti da sposa sartoriali made in Italy. Si affida sia ad aziende storiche sia ad aziende giovani per garantire collezioni in grado di soddisfare ogni esigenza, dall'abito classico ed elegante a quello più fresco ed originale. Vi ricordiamo che Laura sarà a vostra completa disposizione per consigliarvi ed accompagnarvi nella scelta dell'abito da sposa, facendovi sentire sempre a vostro agio e ovviamente come uomo, sottolineo che White Dreaming anche per l'uomo che si vuole distinguere per eleganza, stile e unicità troverà l'abito adatto a celebrare la bellezza di questo giorno. Però White Dreaming non è solo questo. L'atelier completa i suoi servizi con abiti perfetti per ogni evento importante e cerimonia, per uomini, donne e bambini, e con servizi come una sartoria interna, la lingerie, le scarpe, gli accessori, il catering e perfino la consulenza d'immagine. Vi chiederete dove lo troviamo White Dreaming? White Dreaming, il nuovo atelier, lo trovate a Portogruaro in via Versiola 10. E allora, signore e signori, by Marica Mode, White Dreaming!
Parrucchieri Arte e Follia, situato in via Piave Vecchio, centro storico di Jesolo, un marchio noto alle aziende, anche per i diversi programmi televisivi. Arte e Follia hanno curato le acconciature delle modelle degli abiti da sposa. Arte come artigianale, il lavoro di squadra con il suo staff. Follia come la creatività che contraddistingue Veronica, consulente d'immagine, la hairstylist che tra 4 giorni festeggerà i primi 10 anni di attività a Jesolo. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Una volta trovato l'abito giusto, scegliere l'acconciatura appropriata decreta il successo dell'outfit. In passerella le modelle sono acconciate dallo staff di Veronica e impreziosite da dettagli floreali forniti da Giuliana Scaranti della fioreria Noi Due di Jesolo. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheek? La tendenza e lo stile di questa stagione è all'insegna della naturalezza, quindi acconciature all'apparenza poco costruite, destrutturate e leggere, un bon ton informale, non esagerare con la perfezione. Questo è il mantra di ogni hairstylist. Per questa stagione dedicata alle spose, inoltre, la moda suggerisce di impreziosire i capelli con cerchietti, forcine e gioielli luminosi. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. In questi anni con il suo staff Veronica ha curato il look di bellissime donne, fuori e dentro, cercando di interpretare i desideri e guidandole nella scelta dello styling, con uno stile ricercato e curato, aggiornamenti continui sulle tecniche e le tendenze moda rendono il salone di Veronica molto stimato. Per uno stile romantico suggeriamo un chignon semplice con un effetto quasi spettinato. Per un look più classico e definito puntiamo su uno chignon alto e ben tirato, un connubio di rigore e romanticismo. Consigliamo un'acconciatura complessa e sofisticata come un chignon basso intrecciato, mentre per chi desidera sfoggiare uno stile più importante e una chioma lunga, un semiraccolto rappresenta semplicità ed eleganza. Trecce e code centrali e laterali, in base alla scollatura dell'abito, sono una tendenza chic. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all gonna pick up the pieces. Veronica dice che le acconciature vengono create per vestire il volto, il carattere e l'essenza, come un non finito che emoziona. It's so for you. And it's starting to go December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. Loving can hurt sometimes, but
it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing with loving, go be sleeping without you. I need somebody to know, somebody here, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. Signori e signori, queste bellissime spose e sposi di White Dreaming. White Dreaming by Marika Mode, credo che un nome non potesse essere più azzeccato. Abbiamo Elisabetta, vissuto un sogno, cosa dite? Un sogno bianco. Sognando in bianco. In una notte d'estate. E meraviglioso. allora chi chiamiamo qua con noi? Ma chiamiamola su questo palco, su questa passerella di Jesolo Pineta. Eccola qua Laura! Laura in mezzo a noi, E vorrei chiamare anche Simone, certo. i collaboratori di Simone, Laura. vediamo, no, aveva detto che usciva assieme per salutarci tutti. Simone, guarda che vengo Eccolo qua, ecco signore. perché loro preferiscono Simone e lavorare dietro Laura. le quinte per offrire un grande spettacolo, ma un applauso se lo meritano perché non potevamo E iniziare allora in modo ti migliore. facciamo fare una passerella anche a loro due, io con Simone, posso avere questo onore, e voi due. Signori e signori, Laura White Dreaming. e Simone che ci hanno offerto una meraviglia di sfilata di abiti da sposa, ci hanno fatto sognare. Ecco a voi, tutto l'applauso. A Portogruaro, in via Versiola 10, troverete queste creazioni e sicuramente molte altre, vero Laura? Sì, beh, bravissimi e veramente
ci fanno sognare ogni anno. Grazie veramente, grazie. È stato bellissimo iniziare in questa maniera, è stato veramente un momento magico. Noi ti ringraziamo, ci vedremo sicuramente alla fine di questa sfilata. Grazie ancora. White Dreaming, Grazie. Laura e tutti i collaboratori vi aspettano a Portogruaro in via Versiola 10, quindi se avete in programma un matrimonio sapete dove andare. Certamente, guardate che abiti, insomma, sicuramente. Allora, Allora, noi ovviamente non ci fermiamo, abbiamo tante cose da vedere, quindi io volto pagina ovviamente. certamente, voltiamo pagina e adesso cosa ci fanno queste testine qua sopra? C'erano già, ma sono rimaste. Sono rimaste, allora chiamerei. Ma leggiamo prima velocemente il senso di queste testine. Cosa dice Elisabetta? È un momento particolare che vogliamo dedicare proprio con i riflettori puntati a Bridal Dream di Veronica Pardo. Abbiamo detto che ha curato le acconciature di questa sfilata e quindi vogliamo subito vederle all'opera. Nasce circa 3 anni fa il progetto Spose, quando Veronica si rende conto che molte spose si affidano a lei e al suo staff per il giorno del sì. Perciò decide di specializzarsi sempre di più e creare una collezione sposa seguendo le tendenze del momento, immortalando le loro creazioni per poi avere uno scatto fotografico magico. Questo ha permesso non solo di divertirsi facendo ciò che amano fare, ma anche di far conoscere il loro brand. Visto il successo della collezione 2018 con Bride Lab, quest'anno è nata una nuova collezione per la sposa, Bridal Dream, ovvero sogno nuziale. Bridal Dream, quindi abbiamo White Dream in Bridal Dream. Iniziamo a sognare già alle 9:30 di sera questa sera. Sogniamo. Ma d'altronde in questa cornice di Jesolo non si può che sognare. Giuliano, scusa, ma chi da ragazzina non ha mai pensato di guardarsi davanti allo specchio sognando il romantico e fatidico giorno del sì? E cosa indossava questa bambina che si specchiava? Cosa indossava? Sicuramente si sarà messa il vestito da festa della mamma e un lenzuolo in testa lungo fino ai piedi per sognare un abito da sposa. Tu hai fatto così per le prove generali del tuo matrimonio? Ho fatto anch'io così, e però dopo, da questa idea appunto che ha avuto Veronica, è nata appunto l'ispirazione del sogno nuziale Bridal Dream. Allora, noi adesso penso che su questa passerella vedremo avanzare Veronica e Caterina, che inizieranno a lavorare ovviamente davanti ai nostri occhi per farci vedere proprio questa arte che si cela sotto le acconciature, saper donare ai capelli queste opere d'arte, vorrei dire proprio. E sono fatte con le loro mani sapienti e con la loro creatività e fantasia. Quindi io adesso penso che le avremo è pronta, pronte. quindi noi ci scansiamo e lasciamo a Veronica e a Caterina il loro lavoro. Buon Bridal Dream! Viviamo in un mondo in continua evoluzione, con mescolanze di etnie, tecnologia, natura e sensazioni sono delineate da confini sottili, ibridando gli stili. Veronica e il suo staff Arte e Follia sono sempre aggiornate sulle ultime tendenze e oggi ci mostrano come tutto può essere fonte di ispirazione. Guardiamo Elena, che ha delle bacchette di bambù in testa. Questo ci ricorda il sushi del mondo asiatico.
no? Ma quasi afro. Adesso, con questo stile Veronica, con l'aiuto di Caterina, realizzerà in brevissimo tempo una conciatura sposa, realizzando i tratti e i lineamenti di Elena. Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I can take over the world, one step at a time. Just you and I, just you and I. Cause you're the only one, brings light just like the sun, one step at a time. Just you and I, just you and I. Let's get drunk, reminisce about the days we were broke, now getting paid, and taking trips at the weekend. When I would drop down to see her, we would paint the town. Too many shots I'd be passing out, cause I could never keep up. But now I'm puking up, and I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I take over the world, one step at a time. Just you and I, just you and I. Cause you're the only one, brings light just like the sun, one step at a time. Just you and I, just you and I. Tired of chasing paper, staring at the screen, and saving up for weeks now, just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend party. Though my heart grows fonder, must be city love. Is my darling, you and I take over the world, one step at a time. Just you and I. Cause my darling, you and I take over the world, one step at a time. Just you and I, just you and I.
for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the Con questa meraviglia, signore e signori, ecco per voi Elena con l'acconciatura Bridal Dream di Veronica Hairstylist. favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look. Ed ora, signore e signori, abbiamo il piacere di presentarvi tutto lo staff di Veronica e chiamerei qua con noi sul palco Maria Cheban, E chiamiamo Caterina Teso, Giulia Vettor, Jessica Berengan, Tamara Giacchetto, e per ultima, ma soltanto in scaletta, signori e signori, Veronica! Veronica Pardo, eccola, magica, Elena. con la sua modella Elena, un'acconciatura realizzata in 5 minuti per noi, da una chioma afro a qualcosa di paradisiaco. Per vivere un sogno. E io volevo porgere i miei ringraziamenti personali a Veronica e allo suo staff, perché come ogni anno nel suo salone mi coccolano e mi rendono più bella, mi ringiovaniscono. È un piacere avervi come collaboratori. Prego, Veronica qui in Prego. mezzo ai presentatori, con i riflettori che fanno vedere la vostra bellezza, oltre che bravura, perché devo dire che siete una più bella dell'altra. È un'emozione avervi qui su questo palco. Non emozionarti perché sei in mezzo a troppe donne, e Io signori, non capisco quando più niente. Giuliano è in mezzo alle donne non capisce niente. No, però sto ammirando questa bravura, No, questa vabbè. sapienza nelle loro mani, veramente acconciature bellissime. Io posso bellissime. permettermi una passerella di Veronica con Giuliano? Un onore per entrambi. Signore e signori, un grandissimo applauso a Veronica e al suo staff. Maria, Caterina, Giulia, Jessica, Tamara. È sempre un onore averti con noi, Veronica. Grazie. Lo Bravo staff- tutto lo staff ovviamente, Beh, siete certamente. veramente magiche, grazie per quello che avete portato questa sera. Ovviamente dove vi troviamo se vogliamo venirvi a trovare? Vecchio 17. In via Piave Vecchio 17, Jesolo Paese ovviamente, quindi non mancheremo di venirvi a trovare, e però questa sera grazie per averci fatto sognare. Grazie Sotto le mille. stelle di Jesolo Sotto ovviamente. le stelle di Jesolo, grazie mille, grazie. E vi ricordo che lo staff appunto di Bridal Dream by Parrucchieri Arte e Follia ha realizzato per voi alcune acconciature con gli addobbi floreali a cura della fioreria Noi Due di Jesolo. E io ti abbandono, ciao Giuliano! Allora, mentre Elisabetta mi abbandona e mi lascia solo su questo palco, noi ringraziamo ancora Bridal Dream e ovviamente anche i tecnici che, guardate, in velocità hanno liberato questa passerella, e a me piace camminare, passeggiare per vedervi, siete tantissimi, è bello vedervi così numerosi anche quest'anno in questa edizione 2019. Un'edizione tra l'altro che cade in una serata molto particolare perché è il 20 luglio, l'hanno detto un po' tutti. Quanti di noi queste sere hanno alzato gli occhi verso il cielo e hanno potuto ammirare una luna meravigliosa? La luna che 50 anni fa
l'uomo in qualche modo ha colonizzato mettendo una bandierina, siamo stati anche qui. È una serata magica, ci sono i fuochi del Redentore a Venezia e qui a Jesolo questa sera siamo tutti assieme per vedere questi abiti meravigliosi. Ma ora io voglio regalare un momento di divertimento, di allegria, di movimento anche, perché avremo su questo palcoscenico, su questa passerella, due ragazze, due perle della danza. Sono originarie di San Donà di Piave e ballano insieme da molti anni. Hanno appena disputato i campionati italiani FIZ ottenendo ottimi risultati. Attualmente si allenano a Vittorio Veneto nella prestigiosa scuola di ballo Frenesi. La loro insegnante è Jessica De Bona. Quest'anno era nel team Ora Day e Ballando con le Stelle, la maestra di Suor Cristina, per chi l'ha visto ovviamente Ballando con le Stelle. Sono le caratteristiche di queste due splendide ragazze che balleranno per noi questa sera in questa incantevole cornice di Jesolo Pineta. Non mi rimane ovviamente che accoglierle con il loro movimento, con la loro danza e con la loro energia. Un grande applauso, signore e signori, Angelica ed Erika. Señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Yo sé que tú eres adicta al limón. Dale, rózame el pantalón. Trago hermano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adicta al limón. Dale, rózame el pantalón. Trago hermano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila. La nota nunca la domina. Me tiene loquito con su baile y yo voy para allá. Cuando ella sale, todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale que dale, que aquí todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Bandolera, nera, tipos una balacera. No corre por la ley, no conoce la revera. Pero a la vez elegante. Ya que Balvin se trepe y le cante. Le gusta cuando está bien primo el diamante. No tiene novio, pero tiene amante. Oh, sigue mirando la pie. Sin pensarlo me le pegué. Peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Nos vamos de viaje para Cancún. Dale mami, mueve todo ese boom boom. Baby, no pares, todo se vale. Muévete, rózame, hasta que dispares dale. Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente. Se vuelve loca cuando el tigre tira caliente. Dime cómo se siente. Dime cómo se siente. De las amigas son peligros, el sistema de mafiosa. Me pega la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú quieres formarle revolución. Eccole qui! Allora io ci provo, Angelica ed Erika, venite avanti insieme a me, però non chiedetemi di fare i vostri passi, potrei avere qualche gaff. Un applauso pubblico di Jesolo! Torniamo, andiamo sotto i riflettori ma poi vi rivedremo. Io volevo solo chiedervi velocemente una cosa. L'emozione che vi accomuna durante il ballo, cosa vi porta? Che adrenalina c'è? Tanta adrenalina. Tanta adrenalina, ma soprattutto avere maestri così importanti anche. Che ci aiutano e sostengono in tutto quanto. Allora hanno il fiatone, ma noi le rivedremo su questo palco perché dopo la prossima sfilata tornerete qui. Abbiamo visto adesso che passi. Passi di un samba. Passi di un samba, mentre sveliamo cosa ci presenterete dopo. Ciao ciao ciao. E allora non scapperemo per il vostro cia cia cia, noi rimarremo qui. Allora con Angelica ed Erika noi le ringraziamo. Un applauso di saluto, ma le rivedremo dopo. E adesso si va avanti perché entriamo nel cuore adesso della sfilata con altri abiti, altre creazioni.
però io da solo non ce la faccio a stare. Io l'ho vista andare via, ero quasi disperato perché ho detto mi ha abbandonato proprio a metà della serata e invece mi dicono che se la chiamo lei probabilmente tornerà. E allora, Elisabetta, ci sei? Ci sono! Eccomi, ci sono! Ah. Svelato l'arcano della mia... Adesso ho capito, Hai capito, vero? Beh, giustamente bisogna onorare le persone che sfilano questa sera. Io onoro la Lucia che mi dà l'opportunità con una cortese di questi bellissimi abiti. che ovviamente vedremo Sì, vedremo beh, più questo tardi. qua lo facciamo vedere adesso. Allora, velocemente Sempre perché abbiamo congiungato. tante cose, Certo, ma però questo è abito giusto dare onore merita a o non questa merita una meraviglia. passerella? È giusto dare onore a questa Impreziosito ovviamente di queste decorazioni argento e cristalli, è veramente una meraviglia. In onore del primo sbarco sulla Luna, giustamente come hai detto tu, I colori della luna, colore della Luna, argento come la Luna. con questi riflettori chissà che effetti. È vero, bene, bene, bene. Io vedo anche lo sguardo di Luna Cortese che è lì vicino a cioè, noi, lo so, ma poi lo la so. vedremo. Li vedo, ma penso siano contentissimi di questa serata. Cara Elisabetta, ma a me sembrava che se questa sera ci sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna, anche tu hai qualcosa da dirmi, o sbaglio? Sì, io non ho 50 anni, ma io 12 anni fa ho fatto la mia meraviglia. Ah, eccola lì! Maria Vittoria, giusto? Maria Vittoria oggi compie gli anni. 12 anni? 12 anni, sì, sì. Prossima modella allora, la vogliamo certo. su questo palco? Prossima modella. Però continuiamo con la nostra sfilata ed ora abbiamo il piacere di presentarvi la scuola di Antonella Zecchin. Antonella Zecchin, direttrice nonché insegnante della scuola Moda Antonella, si è diplomata come sarta insegnante per sartoria donna. Ha conseguito il diploma di tecnica di modello industriale e tecnica di modello applicato al CAD. La passione, condivisione e la divulgazione di quest'arte è un desiderio sempre presente durante la sua formazione e il suo lavoro come sarta. Queste l'hanno portata ad aprire 2 sedi della sua scuola, una a Treviso e l'altra a San Donati Piave, però caratterizzate entrambi dalla presenza di collaboratrici qualificate che con la supervisione della direttrice hanno portato nuove tecniche e formazioni di stilistica anche per uomo e bambino. Le scuole sono caratterizzate da professionalità e creatività che prendono forma grazie alle insegnanti qualificate ed esperte, caratteristiche che vengono costantemente alimentate da ricerca, aggiornamento e studio, perché lasciatemi dire e sottolineare una cosa, la moda non è soltanto creazione e fantasia, ma la moda è un mestiere, è saper studiare, è sapersi impegnare, studiare e scoprire nuove forme di tessuti, scoprire nuove combinazioni e sapersi impegnare a fondo per portare poi queste creazioni in tutto il mondo. L'ambizione e il desiderio di insegnare l'arte della moda spinge Antonella a dar vita a questi corsi per tutti coloro che aspirano a realizzare da sé i propri abiti. I suoi corsi sono studiati in modo tale che la gradualità dei percorsi possa rendere le allieve e gli allievi competenti nelle diverse realizzazioni. Nella scuola è possibile seguire diversi corsi: sartoria, taglio e cucito, corso di modellista industriale, corso di sviluppo taglie industriali, corso di figurinista stilista, tecnica di modello applicato al computer. La flessibilità che è richiesta per questo tipo di professione ha arricchito le offerte e le collaborazioni con altri professionisti estremamente qualificati, fino a giungere al corso del Moulange con il maestro Attardi. Antonella ha conseguito anche la qualifica di look maker, aumentando le sue competenze in merito alla capacità di inventare e reinventare un'immagine che valorizzi la figura femminile. Ciò che rende i percorsi di apprendimento all'avanguardia non è solo la capacità degli insegnanti e la professionalità con cui affrontano quotidianamente le sfide della creatività, ma è anche la passione e l'impegno che viene trasmesso alle corsiste che si cimentano in quest'arte. Le allieve hanno così un'ampia gamma di opportunità
per realizzare i propri desideri, aumentando la competenza nello studio e l'interpretazione del modello, nel disegno del cartamodello, nella scelta dei tessuti ed infine nella confezione del capo finito. Siamo pronti ad accoglierle su questo palco. Io vi ricordo che le allieve e gli allievi sono seguiti individualmente nelle diverse fasi dei percorsi, perché moda è sinonimo di artigianato attento e scrupoloso nel curare ogni minimo particolare dell'abito che si sta creando, donando ad esso la sfavillante bellezza della perfetta unicità. Sono tutti pezzi unici. Tutti pezzi unici, quello che vedremo sfilare tra poco. E infatti le allieve saranno così guidate nella costruzione di una professionalità certificata con un diploma al termine del percorso di studi, che le rende via via autonome nella creazione di modelli e nella loro confezioni. E allora questa scuola, questa sapiente scuola che vi ricordo con le sedi di Treviso e San Donà di Piave, fondata da Antonella Zecchin, è pronta per presentarci queste magiche creazioni. Signori e signori, la scuola sartoriale di Antonella Zecchin. Le allieve nel primo anno di studi imparano a disegnare il cartamodello e a confezionare gonne e camicie. Ecco che vediamo alcuni esempi delle loro realizzazioni. Nel secondo anno il percorso di studi prevede la realizzazione di pantaloni e abiti anche con fantasia di maniche.
turn into a scream. I dream I could fly out in the blue over this town, following you over the trees, subways and bars. I try to find out who you really are. In the middle of the night, cold, sweating in my bed. Got the windows open wide, thinking about all the things you said. I wish I could fly out in the blue over this town,
So this is goodbye. This is goodbye. la scuola propone un approfondimento sui capispalla e si costruisce la capacità di progettare il cartamodello per la confezione di giacche, impermeabili, spogliarini e cappotti con particolare attenzione di forme e linee.
Drop a beat, let me go. Got to keep it low. Got to keep it low. Got to keep it low. Nel quinto anno le allieve hanno le competenze per realizzare abiti di alta moda con drappeggi e tagli dalla trasformazione di carta modelli. I don't want this pain to be staying in my reality. Got to keep it low. Let me go. Got to keep it low. Drop the beat. Let me go. Got to keep it low. Drop the beat. Let me go. Got to keep it low. Drop the beat. Let me go. Got to keep it low. If you bought the fantasy, it's murder in the first degree. It's my sexuality creating such a tragedy. Got to keep it low. Let me go. Got to keep it low. Drop the beat. Let me go. Got to keep it low. Drop the beat. Let me go. Let's get drunk. I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, 'cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. 'Cause my darling, you and I can take over the world. One step at a time, just you and I, just you and I. 'Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I. Let's get drunk, reminisce about the days we were broke, not getting paid. And taking trips at that weekend when I would drop down to see her. We would paint the town. Too many shots I'd be passing on. 'Cause I could never keep on. But now I'm puking up, and I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. 'Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I, just you and I. 'Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen, and saving up for weeks now. Just to get to you, my dear. I know you're far from my home. This ain't no weekend bar. Oh, my heart grows fonder. Must be city love. 'Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time. E allora, signore e signori, dall'ambizione e dal desiderio di insegnare l'arte della moda che ha spinto a costituire queste due scuole di alta moda a Treviso e a San Donà,
accogliamola con un applauso. Signori e signori, Antonella Zecchin! E tutte le modelle ovviamente. Allieve corsiste modelle, vorrei dire, perché Penso che per questa ecco, lasciamo il centro della le scena. docenti con l'Antonella. Prego, a voi la passerella. Le docenti delle due scuole con diciamo la persona che ha fatto nascere questa scuola, l'Antonella Zecchin. Un grande applauso perché questa sera abbiamo visto non soltanto degli abiti sartoriali, ma delle modelle bravissime anche ad affrontare un palco così importante come Jesolo e con tanto pubblico come questa sera. Io chiedo anche alle corsiste modelle di fare un giro su se stesse per far vedere questi abiti bellissimi realizzati apprendendo durante questi corsi dalle scuole di Antonella Zecchin a Treviso e a San Donà. Bravissima, sentite l'applauso del pubblico perché state meravigliosi in questa serata jesolana e gli applausi sono tutti per voi perché siete meravigliose e avete creato veramente la moda di oggi e anche la moda del domani, giusto Giuliano? Bellissimo, io sono estasiato perché dico sempre la moda è bellezza, è cultura, ma la moda non è che ce l'abbiamo così tra le dita delle nostre mani, è una qualcosa che va imparato, che va difeso, va portato avanti e trasmesso, è una sapienza ovviamente, è un'arte che va trasmessa alle generazioni future e in qualche modo va studiata perché creare abiti così non si possono creare dall'oggi al domani, bisogna impegnarsi, studiare molto e portare poi queste passerelle bellissime, queste grandi creazioni. No, qua nel fianco adesso ho l'onore di avere Antonella e come diritto non posso che farti fare una passerella con Giuliano. E beh, minimo, Giuliano non vede l'ora, scusa. Ha già fatto una passerella, ma io più che volentieri. Signori e signori, Antonella! Ma l'onore prima di tutto è mio perché sto portando in questa passerella una maestra della moda italiana. E direi che qua fianco a me ho i docenti di questa scuola perché penso che hanno una passione e anche molta pazienza per insegnare a queste bravissime signore e signorine l'arte proprio del cucito. E complimenti a lei signora perché è brava ancora a fare questo lavoro. Bravissima a tutti, signori e signori, dalle scuole di Antonella Zecchin. Complimenti! Jesolo ha veramente apprezzato il vostro lavoro, io ho sentito applausi veramente fragorosi, bello, grazie. Ci rivediamo per i saluti tra un po'. Perfetto, grazie. E allora io saluto questo parterre di maestri d'arte perché noi siamo pronti per andare avanti, lasciatemi girare pagina velocemente, ovviamente siamo senza sosta, la serata procede ovviamente a grandi ritmi perché stiamo andando ancora più nel cuore della sfilata, ma vi avevo promesso che le avremo riviste questa sera e questo è il momento per risalutarle. Ci presenteranno, come hanno detto, un cia-cia-cia, sarà il loro ballo di saluto in questa serata a Jesolo Pineta. Io ringrazio ancora una volta tutti voi così numerosi presenti, vi ricordo che dopo l'esibizione avremo il gran finale con l'ultima collezione di abiti che ci presenterà l'ultimo ospite della serata. Ma vorrei adesso sul palco un grande applauso, le ho presentate prima, poi ricordiamo veramente la loro bravura e vi ricorderò le scuole che frequentano, i tornei che stanno frequentando, ma ora il palco è tutto per loro, è per Angelica ed Erika.
obsession, my truth. I come alive whenever I'm with you. And now I've dialed your number again, and you come over and over, and then you're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do. I tell myself I'm not that into you, but I don't wanna sleep. It's 3:15, and now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a thing we make. We're skin on skin, I need this spell to break. But I don't wanna go, and I know that you know. You're in my head like dum dum da da da, dum dum 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 da da. Eccole, Angelica ed Erika. Un applauso a queste ragazze di San Donà di Piave, giusto? Loro arrivano da San Donà di Piave, ma in realtà girano, fanno tornei. Abbiamo letto prima che avete disputato i campionati italiani di Fizz. Spiegami dove. A Rimini, presso la fiera di Rimini. Ho capito, e quindi con ottimi piazzamenti, abbiamo detto, ma soprattutto anche grandi maestri alle vostre spalle, giusto per ballare così bene. Abbiamo detto che la loro insegnante è Jessica De Bona, quest'anno era nel team di Ora Day e di Ballando con le Stelle, niente ma po' di meno che la maestra di Suor Cristina. Eleganza, professionalità, determinazione e anche una buona dose di bellezza, o sbaglio? Salutiamo i genitori che so che sono qui presenti, è vero? Sono venuti a vedervi, d'altronde Jesolo San Donà non è distante, quindi stasera non potevano mancare. Io vi ringrazio di cuore, spero di rivedervi ancora in qualche altra passerella. No, cosa pensi di salutare le ragazze senza di me? Ma ti dimentichi della tua partner? Ma guarda, a un certo punto io ero avevo il braccio sinistro. No, Braccio destro, io non avevo più altre braccia. adesso esco anch'io. Tu Elisabetta, sei furbetto. Tu Gua- sei furbetto. Ma guarda che abito, Allora io faccio uno strappo alla regola. Sì? Ti faranno fare Angelica ed Erika la passerella, va Va bene, bene? allora a te dono il mio microfono. Dammi il microfono, che così potrete ammirare queste tre bellezze di questa serata iesolana. Guarda che madrina d'eccezione con queste due ballerine fantastiche e instancabili. Io le ho fatte parlare senza neanche tirare fiato, povere, subito, perché questo è spettacolo. Bisogna sorridere e ballare e parlare senza interruzione. Questa è l'arte anche di intrattenere e secondo me voi così giovani sapete farlo benissimo. Quindi grazie ancora. Beh, allora guarda, io le ho viste nascere queste due ragazze. Permettimi di spendere due parole, perché quando le ho conosciute avevano 6 anni. Erano veramente piccole. Le ho viste crescere, le ho viste migliorare e le ho viste diventare delle vere e proprie ballerine con la B maiuscola. E sono orgogliose che questa sera il comitato le abbia invitate qua a Jesolo. Perché signori e signori sono state brave! Bravissime e sono emozionate, veramente. Io ringrazio il Comitato Villaggio Pineta, poi lo ringrazieremo ancora per saper organizzare queste serate di intrattenimento qui a Jesolo. Io saluterei le ragazze Salutiamo. perché noi Elisabetta siamo pronti per Sì, proseguire. salutiamo. Io vado a prendermi la cartellina perché Va bene. con questo bellissimo abito non ho voluto rovinarlo perché mi sai che io mi sono sposata ormai da tanto tempo, il mio marito mi Ma hai segue. 24 anni, a che età ti sei sposata? Scusa. Giovani in fasce, perché mio marito mi segue, è sempre là in prima fila. Però- Gelosissimo il marito, dicono, Però mi sono sposata in abito bianco, questa sera ho l'onore e il piacere, sempre di Lucia, di vestire un bellissimo abito da sposa blu. Di Lucia, di... Luna Cortese, Ah, e sempre. già abbiamo svelato qualcosa. Allora io ti lascio andare a prendere Ah, sì, il tuo e così copione. Esco con Angelica ed Erika che salutano il pubblico di Jesolo.
Grazie ragazze. E allora stiamo arrivando a grandi passi verso la finale di questa sfilata, di questa meravigliosa serata qui a Jesolo con questo bellissimo pubblico. Abbiamo detto che è il momento del finale, poi ovviamente avremo dei saluti, dei ringraziamenti, non scappate perché sarà un modo per rivedere tutte le modelle che hanno sfilato, consegnare loro un riconoscimento per questa bellissima serata e in qualche modo darci l'appuntamento ovviamente al 2020. Però Certo, perché ormai penso che sia una tradizione per Jesolo avere questa bellissima serata di una notte di mezz'estate. eh sì, è vero. Sì. E ora in questa notte di mezz'estate siamo proprio nel bel mezzo, il 20 luglio, questa data particolare. Abbiamo davanti il mese più bello dell'estate italiana, siamo in una delle località più belle d'Italia e direi che tutta Europa ci invidia, quindi beati voi che siete qui in vacanza a Fatemi un Jesolo. applauso ai jesolani perché Jesolo è bellissimo. Ah, guarda, Bravi. io ho la mia sdraio qui appena a fianco all'hotel qui perché quando posso è bellissimo venire a prendere il sole qui a Jesolo. Bene, bene, comunque continuiamo la nostra presentazione perché siamo arrivati ormai Al gran finale. al gran finale e come gran finale non posso che avere grandissimo onore e piacere di presentarvi Luna Cortese. Sono nuove emozioni, nuove idee, nuove tendenze. Tutto questo racchiuso in una sola parola, l'atelier di Luna Cortese. Il brand Luna Cortese nasce dal sogno e dalla determinazione di una donna veramente tosta, Lucia Bortoluzzo, designer per famose case di alta moda italiane. Dopo esperienze e studi conseguiti nelle migliori scuole di specializzazione, realizzando quello che nella storia familiare è sempre stata una costante: innovazione, impegno e fantasia nel lavoro sartoriale. Luna Cortese realizza insieme al suo staff capi sartoriali su misura, da consulenza e progetta outfit adatti per le migliori occasioni. Inoltre realizza le proprie collezioni per chi preferisce indossare abiti unici e prestigiosi. Per voi che siete qui stasera, veramente io vi dico avete una grande fortuna di vedere una collezione scelta ad hoc da Lucia Bortoluzzo per questa grande serata, quindi sicuramente vi divertirete. I suoi capi sono realizzati interamente a mano, utilizza i migliori tessuti che conferiscono benessere, versatilità e comodità, senza trascurare ovviamente l'eleganza e la modernità. La sua sensibilità per i colori e la semplicità delle bellezze che ci offre la terra è l'ispirazione di questa sfilata che vedrete questa sera con queste nuovissime creazioni 2019. E allora, signori e signori, per voi questa sera a Jesolo edizione 2019, Luna Cortese!
magia pura. So che mi invidiate in questo momento, soprattutto gli uomini, perché io li ho viste da qualche centimetro di distanza, però voi avete potuto godere di questa meravigliosa sfilata con questi riflettori che hanno illuminato queste opere d'arte, Elisabetta, non è vero? Veramente opere d'arte, perché mani di fatta. Mani di fatta, ma soprattutto creatività, impegno, dedizione, passione. È un'arte, ci vogliono veramente mani d'oro, mani di fatta per fare questi vestiti bellissimi. E quest'arte però non è così astratta, è una persona in carne ed ossa, vero? Allora io ho il piacere di presentarvi, signori e signori, Lucia di Luna Cortese, che ci raggiunge qua. Eccola. E anche tutto lo staff. Beh, Giuliano. Lo staff, beh, poi li salutiamo a uno, direi. No, Io ma tu devi pagare vorrei per- approfittare di avere qui Lucia Bortoluzzo, perché insomma ci hai fatto sognare. Io lo dico ogni volta che ho la fortuna di assistere a una sfilata, anche di presentarla con le sue creazioni, devo dire che raramente trovo qualcosa di più bello. E allora facciamo fare una sfilata. Beh, infatti, cioè, mi sembra. No, come no? Sì, dai, ti Lucia, accompagno l'hanno io, fatta ti tutti. accompagno Beh, io. ecco, signori e signori, Lucia! E qua vicino a me tutto lo staff che mi hanno aiutato questa sera a vestirmi in cambi d'abito velocissimi di 1 minuto e mezzo. Ormai per me sono delle amiche, perché sono anni che indosso i loro vestiti ed è un grandissimo onore e un piacere. Poi con noi abbiamo anche permettetemi, Giulia, che è la più giovane, che sta imparando, ma è sulla buona strada perché è bravissima anche lei. E allora, Ci vediamo anche fantastico. noi tra un po'. Tra E- qualche minuto tra direi qualche per i minuto. saluti finali. Grazie a questo atelier Grazie meraviglioso. Grazie a Lucia Bortoluzzo No, e volevo salutare anche Ivan, che è dietro le quinte, che mi ha detto no, non esco, però io non so come sono cattiva, che è il fratello giusto di Lucia. e Lo anche altre ringrazio, due colleghe, cara due Elisabetta, colleghe che mancano. oggi non sono qui presenti, ma che ovviamente collaborano con Lucia e con tutto il team di Luna Cortese. Luna Cortese, Luna ovviamente che festeggia 50 anni e non poteva che essere così questo gran finale proprio con Luna Cortese. Grazie mille. Grazie, grazie di Vediamo tra cuore. un po', grazie. Cara Elisabetta, avviciniamoci allora. Che dire? Avviciniamoci. Avviciniamoci solo professionalmente, Cioè, perché guarda. poi non si sa mai che un uomo seduto alla nostra destra non si faccia strane idee e mi trovo la macchina poi un po' dissestata, Ma no, sto scherzando figurati. ovviamente. Allora, io innanzitutto volevo fare un ringraziamento particolare ai fotografi che sono qua davanti a me, che per noi sono anche due amici, che quest'anno hanno avuto anche loro il piacere di partecipare a questa bellissima sfilata, e vorrei un grande applauso per Paolo e Michele, che hanno fatto tantissime fotografate che li vedete qua davanti a me. E un grande applauso, visto che ormai state battendo le mani, anche a dei sapienti service che ci hanno accompagnato durante questa serata. Starlight Service di Pordenone sono qui dietro le quinte, però il servizio impeccabile, i microfoni ci hanno assistito dall'inizio Una alla fine. professionalità veramente bellissima, lavorare con voi è sempre un piacere. Grazie. Vedo anche dei cameraman, Ringraziamo anche il cameraman, un applauso. il canale Venezia, quindi insomma... Scusate, è un onore, allora, grazie mille, grazie. Jesolo è questo, Jesolo è magia e la serata di moda non può che essere magia per tutti voi che avete assistito. E niente, allora noi iniziamo con i saluti, cara Certo, noi Elisabetta. iniziamo con i saluti e invito accanto a noi qua sul palco l'assessore al commercio, il signor Alessandro Perazzolo, se vuole raggiungerci. Poi io chiamo anche il delegato comunale per la Confartigianato, il signor Giorgio Borin. E vorrei qua con noi, vicino a noi, anche il presidente del comitato Villaggio Pineta, il signor Paolo Campardo. Allora, ecco che ci raggiungono, noi iniziamo proprio col signor Paolo Campardo, eccolo qui, Vediamo se ci raggiunge. ci sta raggiungendo. Niente, allora
Signor Paolo, Eccolo qui. Devi rompere il ghiaccio con un prego, saluto vicino. ovviamente per questa serata, salutare questo bel pubblico che ci ha accompagnato. È una bellissima serata, io ringrazio tutti quanti voi che siete qui presenti. È stato un grosso impegno anche quest'anno per organizzare questa serata, quindi è riuscita benissimo, direi magnificamente, con queste brave ragazze che hanno passeggiato in questa pedana. Ringraziare anche le maestre di scuola di questi sforzi che loro fanno tutti gli anni, quindi è un grande augurio anche magari per il prossimo anno di poter ripetere ancora queste cose. Grazie a tutti quanti voi per essere stati magnifici tutti quanti, ho visto tante persone e vi ringrazio. Grazie di nuovo. Grazie di cuore. Grazie al comitato, perché è col volontariato di questi comitati che noi possiamo poi smuovere l'energia e la forza delle persone di questa zona turistica importante e organizzare serate come questa. Quindi prima di tutto grazie a voi di cuore. ringrazio sempre da parte mia e di Giuliano, soprattutto il signor Paolo Grampardo per averci voluto qua questa sera, e tutto il comitato Villaggio Pineta perché crede in noi ed è il secondo anno che ci invita e ne siamo veramente orgogliosi. E qua vedo arrivare un sacco di onorificenze, guarda Elisabetta che bellissima targa, ma noi siamo onorati, noi siamo di Ceggia, siamo ospiti qua a Jesolo, ma è un onore essere qui con voi, partecipare con voi a questi eventi molto belli e di grande prestigio. Grazie, lo faccio vedere perché le conservo veramente con un bel ricordo, perché le belle serate ovviamente non si scordano mai. Quindi grazie di cuore. Le riconsegniamo e io, cara Elisabetta, Volevo fare anche qua vicino a me ho il signor l'assessore al commercio, il signor Alessandro Perazzolo. Allora un saluto a questa serata. Sì, buonasera a tutti. Io sono felice perché questa sera ho assistito a una bella sfilata e farei un grande applauso veramente a queste ragazze e a questa organizzazione perché non è facile. Noi veniamo qui, facciamo il saluto come amministrazione, però dietro c'è un lavoro, c'è un sacrificio e complimenti anche a voi due che siete, diciamo, foresti, venuti da fuori e dunque è un piacere per Jesolo ospitarvi. Naturalmente anche Ceggia e San Nonà, che ho sentito prima. E niente, saluto anche da parte del mio sindaco che questa sera abbiamo, tra virgolette, molti eventi, come prima tu elencavi cose importanti, ma anche a Jesolo abbiamo le griglie roventi, abbiamo Piazza Aurora, abbiamo varie piazze, vari comitati che ringrazio perché senza di loro e senza il suo supporto non saremo in grado di organizzare certe cose, perché ci danno una mano, ci consigliano e anche sulle piazze, come vediamo stasera, grazie Presidente per quello che hai portato. Naturalmente un grazie alla Jesolo Patrimonio, che è la nostra partecipata, alla quale mette sempre a disposizione questi palchi, e naturalmente niente, un grazie ancora e un buon proseguimento perché l'estate è ancora lunga e gli eventi sono molti, e grazie anche ai cittadini e ai turisti che scelgono Jesolo come località. Grazie e buonasera. Grazie a lei anche per le belle parole. Grazie Assessore, non scappi, rimanga qui con noi perché ovviamente consegnerà delle targhe e dei riconoscimenti a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questa serata e a renderla magica con questi abiti stupendi. Diamo la parola, direi, anche al delegato comunale per la Confartigianato, il signor Giorgio Borin. Buonasera a tutti, anche il Confartigianato ha voluto essere presente in questa serata magnifica e niente, porto i saluti da parte di tutto il Consiglio, ringrazio la gente, bellissima serata da ripetere sicuramente. Noi siamo qua e aspettiamo l'invito. Grazie a voi che rappresentate il cuore pulsante ovviamente dell'attività imprenditoriale del nostro Veneto orientale di Jesolo, insomma, quindi è molto importante sostenere proprio in modo tangibile con queste serate i tanti artigiani delle nostre zone. Adesso io vedo che il nostro assessore ha preso proprio una veste ufficiale. Vuole farla con me, assessore, vuole che facciamo una sfilatina? No, è pronto per gli omaggi, è pronto per gli omaggi. E allora iniziamo a chiamare per gli omaggi allora Laura Dal Moro di White Dreaming per le sue creazioni di abiti da sposa davvero uniche. Eccola qui con Premia noi. appunto l'assessore, prego. Laura.
Allora guardate davanti a voi che ci sono le foto di rito e ovviamente grazie a White Dreaming perché non potevamo aprire in modo migliore la serata. Perfetto, abbiamo anche una consigliera comunale. Voglio ringraziare anche la consigliera Chiara Vallese e Stefano Bacchini, due consiglieri di cui Stefano è anche membro del comitato e sostiene anche questa serata, è giusto che... Ma certamente ci mancherebbe altro. È giusto ed è un onore avere le autorità, ovviamente avere le istituzioni presenti qui perché danno lustro ovviamente e riconoscimento al tanto impegno profuso da questi comitati. E quindi premiamo adesso Life Stylist Veronica Pardo e tutto il suo staff per il progetto Bridal Dream a concettura e trucco per la sposa. La chiamiamo qui sul palco allora. Eccola! Ecco qua, Veronica Di bianco Tontalco. vestita, una sposa! Arriva, eccola qua. E tutte le sue collaboratrici, quindi bellissimo questo momento. Guardate pure gli obiettivi. È il momento di avere una targa a ricordo di questa bellissima serata. E vi ricordiamo che la trovate ovviamente a Jesolo Paese. Perfetto, adesso se non erro, se sempre l'assessore voleva premiare le nostre stupende ragazze, Angelica ed Erika. Ci sono? Angelica ed Erika, eccole qua, prego. L'assessore che vi premia. Una foto Eccole. con l'assessore di rito, ragazze. Mentre loro fanno la foto io saluto, non è presente, Non mi è presente. risulta l'insegnante di arte floreale Giuliana Scaranto. Se fosse qui in realtà noi li aspettiamo, ma mi dicono che non poteva essere presente fisicamente, quindi grazie, ovviamente consegneremo una targa della Faremo per serata. venire, certamente. Grazie mille. Grazie a Giuliana Scaranto che ha reso anche protagonisti i fiori in questa bellissima serata. Ed ora continuiamo sempre la scuola di moda Antonella con la direttrice di insegnante Antonella Zecchin e con le insegnanti Vilma Pasquale, Antonella Geromelle, Giuseppina Menoncello e Antonella Bettello. Vediamo se ci sono. Stanno arrivando, eccole qui. Perfetto, eccole qui. Allora consegna il riconoscimento. Vediamo l'assessore o la consigliera. Assieme Prego, l'assessore e la consigliera comunale. Eh sì, E per la foto di rito guardare gli obiettivi. L'assessore è beato in mezzo alle donne. Direi, e guarda che donne che ha l'assessore questa sera, fortunato. E io poi, cara Elisabetta, chiedo, mentre finiscono le foto, alla scuola di moda Antonella, alla sua direttrice e alle insegnanti Vilma Pasquale di rimanere qui sul palco, non scendete, rimanete qui un attimino con noi. Ed ora premiamo Lucia Bortoluzzo di Luna Cortese, che ci ha deliziato con i suoi abiti di alta sartorialità. Luna Cortese ha concluso questa sfilata, premia sempre l'assessore. L'assessore al commercio, il signore Alessandro Perazzolo, consegna questa targa a ricordo di questa magica serata e a ringraziamento di Luna Cortese e di Lucia Bortoluzzo per aver presentato ancora una volta una collezione unica, averci fatto stupire anche stasera. Noi ti ringraziamo, grazie Lucia. Grazie mille. E ora abbiamo lasciato qui sul palco. abbiamo qua vicino a noi Veronica e il suo staff, perché forse c'è un compleanno, un decennale, se così si può chiamare, giusto Giuliano? Eh sì, tra qualche giorno, l'avevamo detto prima, un importante traguardo. Saranno 10 anni di attività per Veronica Pardo del Salone Parrucchieri Arte e Follia tra Eraclea e Jesolo. Pertanto noi abbiamo sempre l'assessore Alessandro Perazzolo che porge un riconoscimento speciale, giusto Elisabetta? Certamente, a Veronica, fammi cortesemente dire il suo nome perché per me è un grandissimo onore. Veronica, prego
e tutto il suo staff composto da Jessica, Giulia, Tamara, Maria e Caterina. Prego 10 ragazze anni per è la un, foto di è un lutto. traguardo importante, Prego. è bello averlo festeggiato con una serata così speciale, ragazzi, anche voi ma noi dopo, ti auguriamo ancora almeno altri 100 prego. anni di attività. Assessore, anche con tutto lo staff, una foto. Una foto con tutte le tue ragazze, siete bellissime, vestite di bianco, degli angeli su questa passerella blu. Bello, emozionante questa Vedo l'emozione nei tuoi occhi, è molto bello. E in bocca al lupo per gli anni a venire ovviamente. E ringraziamo di nuovo anche, consegnando poi il microfono al delegato per la Confartigianato, il signor Giorgio Borin, la scuola Antonella. Che appunto vuole premiare la scuola Antonella di Treviso e Sardina di Piave, protagonista di questo meraviglioso artigianato sartoriale, con appunto tutte le insegnanti accanto a noi in questo momento. Prego. Eccola qui, il delegato della Confartigianato, Giorgio Borin, consegna questo riconoscimento ulteriore ovviamente, perché questa è veramente una serata speciale, l'avete resa speciale con la vostra bravura, con il vostro impegno, con la vostra scuola, perché moda vuol dire prima di tutto scuola, impegno e imparare un'arte. Benissimo, siete fatte le foto di rito. Prego, passa pure, passi assessore. No, dicevo che questo premio, questo libro, che è le foto della nostra bella località, all'interno contiene una pagina dove aprendola si può sentire l'odore, il profumo del nostro mare, anche questo ci tenevo a dire. Anche d'inverno, sì, teniamo sempre la moda in stima, bene. Così quando sarò nel mio letto di Ceggia io aprirò queste pagine. Però io prendo la macchina e preferisco venirlo ad assaporare di persona, Prego, perché che Jesolo è l'assessore unica. fa vedere questo bellissimo. È una località con milioni di turisti ogni anno e ogni anno aumentano, questo vuol dire che è una località vivace, allegra, dinamica, il territorio lo dimostra e serate come questo lo dimostrano. Allora noi ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo tutte le Viene autorità. consegnato ovviamente ad Antonella e alla perfetto, sì. scuola di moda, a ricordo anche questo, sfogliandolo. E magari ci presenteranno una collezione dedicata proprio al mare il prossimo anno, chi lo sa. Non devono svelare niente a quello che è per il prossimo. Noi diamo del lavoro da fare con queste serate. Voglio- Signore e voglio- signori. No, scusa Giuliano, se ti interrompo, il Presidente vuole... No, io vorrei anche dire un grazie a tutti i collaboratori del comitato che si impegnano continuamente tutte le settimane. Quindi vorrei anche avvisarvi, anche domenica 28 nel pomeriggio in spiaggia c'è un grande avvenimento, un memorial della ragazza pallavolista Sara Anzatello. Quindi io direi di non mancare perché anche quello sarà un grande spettacolo. Grazie di nuovo a tutti e buonasera. E allora con la foto di rito, tutti su questo palco, tutti assieme, con il vostro applauso finale noi diamo appuntamento, direi. Ah, ma certo, ci Certamente. mancherebbe altro. E tutti Una vicini. bella foto con l'assessore perché giustamente noi vogliamo testimonianza di questa bellissima serata. Suggestioni di moda vi saluta Suggestioni di qui. moda 2019. Jesolo, grazie per questa bellissima ed emozionante sfilata. È stato un onore. E il comitato ovviamente Villaggio Pineta vi dà l'arrivederci all'edizione 2020. Grazie, buona estate e buona